Mentre la neve continua a cadere sulla montagna veneta, arriva la prima certezza di questo 2021 con il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza con cui si fissa la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio, anche in linea con la richiesta delle regioni. L'obiettivo di chi vive di turismo è salvare il salvabile. Abbiamo l'esigenza di ripartire almeno per metà gennaio con gli impianti di risalita. La stagione è lunga e quindi una buona parte sicuramente è stato perso, però l'importante è che ci mettano nelle condizioni in sicurezza. Di certo la neve non manca, continua a cadere soprattutto dai 600 metri in su. Notizie sul Feltrino, dove ha continuato a nevicare in maniera molto abbondante, ci sono arrivati 70 centimetri mi pare a Lamont, e in tutto il resto della provincia, ripeto, sopra i 600 metri, quindi è una situazione ancora di maltempo molto forte. Nel frattempo è stato chiuso per una slavina sul lato di Bolzano il passo Cimabanche, così come il passo Giau, vietato il transito anche sulla strada 49 di Misurina. Sempre per pericolo slavine restano chiuse la provinciale del Passo Valles, la panoramica del Comelico, la strada del passo Cereda e Duran, la Val Degano, chiuso il tratto a Fiames dell'Alemagna. Veneto Strade, informa il direttore generale Silvano Vernizzi, è impegnato a tenere aperto il passo Staulanza, l'unico modo per non isolare la Val Zoldana. Resta alto il pericolo valanghe.